In Italia, negli anni 40 dell'Ottocento, le vicende politiche incalzavano. Dopo gli entusiasmi dei primi moti rivoluzionari in tutta Europa, a Vienna, a Parigi, a Berlino, e in Italia dopo le insurrezioni di Palermo e di Milano, che avevano dimostrato l'intima debolezza dei regimi assoluti, ma anche l'insofferenza delle masse artigiane e operaie spinte dal malcontento per la disoccupazione in aumento, le guerre di indipendenza dominarono tutto il biennio 1848-1849. In questo si inseriscono i macchiaioli nella corsa agli arruolamenti volontari. La Toscana era in testa, molti erano artisti, letterati, e tra i fiorentini alcuni erano frequentatori del caffè Michelangelo, il luogo di incontro e di ritrovo appunto dei macchiaioli toscani. Tricca, Ussi, Silvestro Lega, Mussini, i due fratelli Viesseux e Carlo Lorenzini, vale a dire il Collodi, autore di Pinocchio, l'architetto Giuseppe Poggi, che sarà l'urbanista egemone di Firenze capitale, Saverio Altamura, che da Napoli era passato a Roma e dal 48, ricercato come cospiratore a Roma, si era trasferito in Toscana, noto per le composizioni storiche, Serafino De Tivoli, livornese come Giovanni Fattori, garibaldino nella campagna del 48-49. Il caffè Michelangelo, scriverà Telemaco Signorini, questo ritrovo d'artisti che dopo la restaurazione del governo granducale raccolse quasi tutti i pittori che avevano fatto la campagna di Lombardia nel 48 e la difesa di Venezia, di Bologna e Roma nel 49, visse quasi una ventina d'anni, fino presso al 1867, epoca in cui ne venne scritta la storia, raccontando le generazioni che successero a quelle che fecero parte delle campagne garibaldine del 59, del 60 e del 66. A Firenze, in quel periodo, arriverà e farà ovviamente capo al caffè Michelangelo Nino Costa. Anche Manet farà scalo a Firenze e si legherà in amicizia con i giovani artisti rivoluzionari. Le idee democratiche, le lotte clandestine, le guerre combattute costituiscono un fondo ideale comune, e comune a tutti è il desiderio di superare gli schemi acquisiti sia nella vita che in arte. Questi sono brani tratti da Giovanni Fattori, edizioni d'arte in Fiorini a cura di Lara Vinca Masini, e ci danno un quadro della situazione interessante circa come il caffè Michelangelo, i macchiaioli, una gran parte dei pittori italiani di quel periodo, nella metà dell'Ottocento, ebbero un ruolo fondamentale nell'unità d'Italia e furono animati da idee rivoluzionarie, da un grande anelito di libertà. Nella seconda metà dell'Ottocento, nel 2020, viviamo situazioni parzialmente assimilabili.